Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Nella giornata di oggi, lunedì 4 marzo, si è verificato un cedimento dell'asfalto a Mestre in via San Donà lungo le rotaie del tram. Di conseguenza la società CTV è stata costretta a fermare tutti i tram della linea T1 tra Favaro Veneto e Venezia e la linea T2 tra Mestre Centro e Marghera, istituendo autobus sostitutivi. Sono in corso le verifiche per capire l'origine della voragine che si è venuta a creare sul manto stradale. Potrebbero essere necessari alcuni giorni per la risoluzione del problema. Cambiamo decisamente argomento. Il panificatore Chioggiotto Michele Vetrano è il vincitore del campionato italiano della panificazione a Carrara Fiere. Sono giunti i complimenti anche da parte del presidente della regione del Veneto Luca Zaia. Il segreto della vittoria, aggiunge Zaia, è stato quello che fa dell'alimentare veneto uno dei più apprezzati al mondo, la qualità abbinata alla genuinità, due caratteristiche che gli ingredienti usati da Vetrano, lievito madre a elevato tasso di idratazione e farina di tipo 1 con semola, rappresentano al meglio. Ci spostiamo a Milano, dove sabato 2 marzo si è svolta la cerimonia di intitolazione della piazza antistante la Casa della Musica in via Gramsci alle vittime delle foibe dell'esodo giuliano-dalmata. Erano presenti, tra gli altri, il sindaco Tiziano Baggio, il quale ha tenuto un discorso sul valore della memoria, il cui testo integrale potete leggere nel nostro sito notizieplus.it. Ed è stata scoperta una insegna in acciaio con il nome della piazza. La giornata ha concluso le celebrazioni organizzate dal Comune di Milano per il giorno del ricordo 2024. E voltiamo pagina, è stato presentato questa mattina in conferenza stampa al municipio di Mestre il cartellone delle iniziative del Marzo Donna, che anche quest'anno colorerà sino a fine mese di rosa appunto il territorio del Comune di Venezia. Oltre 100 appuntamenti sparsi su tutto il territorio appunto comunale che rientrano nell'ambito delle città in festa, promossi dalla Presidenza del Consiglio Comunale in collaborazione con le municipalità e numerose associazioni e istituzioni cittadine. Tutti i dettagli delle manifestazioni nel nostro sito notizieplus.it. E questa è la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.